Il Signore dice a Mosè e a Aaron: se il faraon us domanda di fare un spieli, tu gli diceras a Aaron: tioli il tuo bastone, buttilo denanti al faraon e che si tramuli in un madrac. Mosè e Aaron all'erinda al faraon e a fare rinda che aveva ordinato il Signore. Aaron al buttare il suo bastone denanti al faraon e tutti si fameis e che si tramudà in un madrac. Allora il faraon al clamà tutti i magos e i strolix e coi loro stramiez, i magos egiziani, a fajaran precisi identici. A buttare in ognuno il suo bastone che si tramudà in un madrac, ma però il bastone di Aaron al glotteva i loro bastoni. Condut chest il cur del faraon si indurì in cimo pies e noi ascoltà, proprio come che aveva antiveduto il Signore. Il Signore dice a Mosè: il cur del faraon è diventato in cimo più duro e non lo lascia al popolo. Domani a buon'ore tu vas dal faraon sull'ora che va aiuta laghe e tu ti fermas a aspettarlo sulla riva del fiume. Tu ci avrai in mano il bastone che si è tramudato in madrac. Tu gli diceras: il Signore, il Dio degli Ebreos, mi ha mandato di te per dirti: lascia che il mio popolo alleti a farmi un sacrificio in tal deserto, fin tra mai come non tu hai voluto ascoltarlo. Il Signore al dice così: come ci farai sapere c'è che io sei il Signore, col bastone che hai in mano, e batterai le sagas dal fiume che si tramuderanno in sangue. I pesi dal fiume accreparanno e il fiume diventerà un tal infiet che gli egiziani non potranno beviati laghe dal fiume. Il Signore dice a Mosè: dici a Aaron: tioli il bastone e slunghi la mano sore da sagas dall'Egitto, sore i suoi fiumi, i suoi canai, i suoi paluzzi e sore le sue riservas di aghe, e che si tramuderanno in sangue, e tutte la terra dall'Egitto sarà in colme di sangue, per fini arbui e i clash. Mosè e Aaron a facere in come che aveva ordinato il Signore, all'alciare il suo bastone e al de un colpo a sagas dal fiume, pregincere al faraon e dai suoi fameis. E tutte le sagas dai fiumi si tramudarono in sangue. Accreparanno i pesi dal fiume, e il fiume diventerà un tal infiet che gli egiziani non potevano incerciare laghe dal fiume. Ma i magos dall'Egitto, coi loro striamenti, affagiaran compagni. Il cur del faraon si indurì e non voleva ascoltare, preciso che aveva antioduto il Signore. Il faraon voltò le spalle e al tornare in sua chiesa senza neanche scomponersi dal fatto. Tutti gli egiziani a schiavare in ogni dal fiume per ciriaghe di bevi, perché non poteva intaccare l'aghe dal fiume dopo che il Signore aveva dato al fiume a passare in 7 giorni. Il Signore dice a Mosè: va dal faraon e dici: il Signore dice così: lascia che il mio popolo alleti a farmi un sacrificio. Se tu ti rifiuti di lasciarlo là, ti manderai un'invasione di croz per tutta la regione. Il fiume sarà invaduto dai croz, assalteranno e appetteranno dentro in tua chiesa, ta chiamare la che tu dormi, dal tuo letto, ta stiasa dai tuoi fameis e dal tuo popolo, dai tuoi forgi e ta sto spanarias. I croz ti petteranno intorno a te, al tuo popolo e ai tuoi fameis. Il Signore dice a Mosè: dici a Aaron: slunghi la mano col bastone per zore dai fiumi, dai canai e dai paluzzi, e fa venire su i crostatiere dall'Egitto. Aaron slunghi la mano per zore da sagas dall'Egitto. I crozza vegneranno su e taponeranno tutte la terra dall'Egitto. Ma i strolix, coi loro striamenti, affageranno precisi identici e affageranno venire su i crozza da terra dall'Egitto. Il faraon acclama Mosè e Aaron e dice: preaiti il Signore che mi deliberi, me e il mio popolo, dai croz, e io us do la mie parole, che lascerai che il popolo alleti a fare un sacrificio al Signore. Dice il Mosè al faraon: a te il vantaggio, quanti va di ben che io prei per te, per i tuoi fameis e per il tuo popolo, che i crozza sparisci di lì di te e das vostre stiasas, e che resti in dome al fiume? Hai risponde: domani. E Mosè: al succederà come che tu hai detto,
perché tu sepis che non de un come il Signor nesti Dio. I crozzi in l'aran domenta al flum. Mosè e Aaron a escerin dal faraon, e Mosè alberlà verso il Signor in merito dai crozzi che lui aveva mandato per castica al faraon. Il Signor al facece che domandava Mosè, e i crozzi creparan ta stiasas, ta scorze tai tiams. Iunta saran, e l'infieti slardiarà per tutta la regione. Il faraon all'iodeca si poteva tirare al flat, e all'indurincimo di pu il socur, non vuole gran ascoltarlo, precis che aveva antioduto il Signore. Il Signore dice a Mosè, dici a Aaron, alce il baston e batti il pulvindattiere, che si tramuderà in zanzaras su tutta la regione di Egitto. Aaron assunge la mano col bastone e al batté il pulvindattiere, e capitare in un straglio di zanzaras sulla int e sui nemai. Tutto il pulvin si tramudà in zanzaras per tutta la regione dall'Egitto. I strolix dai egiziani, cui lo striaments, affageranno le stesse opere per far saltare fuori le zanzaras, ma non arriveranno ad ore, e le zanzaras ardevano tomse a nemai. I strolix arrigerin al faraon, chi ha la man di Dio, ma il cuore del faraon si durì sempre di più e non voleva ascoltarlo, proprio come che aveva antioduto il Signore.